si parte con un 2-0 sicuramente siamo avvantaggiati. Oggi direi che abbiamo fatto una gran bella gara, veramente i ragazzi sono stati bravissimi, molto spirito di abnegazione, hanno lottato per l'intero arco della partita ed è stato bello vederli lottare in questa maniera. Abbiamo incontrato, ripeto, una buona partita contro un'ottima squadra, ben organizzata. Onestamente avevamo la possibilità di chiuderla perché oggi si poteva chiudere, abbiamo avuto tante occasioni per fare il terzo gol, non siamo stati bravi sotto porta e sicuramente è una partita dove dovremo andare a lottare con i denti e a soffrire perché sarà dura. Io gol del Camerata oggi non ho visto, è andata la palla sul palo, nell'unica occasione gol che abbiamo concesso la palla è andata verso fuori, no? E difficilmente può essere gol. Non c'è la scelta dei costi, noi facciamo la settimana, abbiamo 20 giocatori e prima o poi toccherà a tutti farci vedere come sono messi e come ci possono aiutare. Oggi è toccato ad Agostino, ha fatto bene e altre volte toccherà ad altri che hanno avuto meno possibilità. Una partita buona, l'abbiamo lavorato in settimana, l'abbiamo preparata bene e niente, penso che è uscita come l'abbiamo preparata. Adesso c'è altri 90 minuti da fare che sono importanti per continuare in questa Coppa, no? Ebbene, ovviamente quando uno fa una partita buona e si sente bene in campo, ovviamente dopo che passano i minuti prendi più fiducia, non lo so, io lavoro sempre in settimana, do il mio contributo al massimo sempre per la squadra, no? Per me è importante vincere, che tutti possiamo giocare e far bene, poi il mister mi dà fiducia e niente, cerco di darlo sempre tutto in campo. Sì, la gente ci segue, adesso ci sta seguendo ancora di più e quello niente, ci fa piacere perché noi lavoriamo per noi soprattutto, ma anche per la gente che viene qua, prende freddo e paga il biglietto, ci tiene bene, quindi per noi vedere la tribuna piena è importante pure, no? Sì, ma va bene, io mi sono trovato qua a Ceraci, che è un paese piccolino, ma si sta bene, c'è gente buona, niente. Un po' di freddo, ma si sta bene, si sta bene. Sapevo di affrontare una grande squadra, i numeri parlano per loro, ma alla fine la differenza l'ha fatta le giocate di un singolo, un gol da 40 metri e l'altro su punizione. Comunque niente da dire, i miei ragazzi hanno fatto la loro partita, ora come ho detto prima c'è un'andata, ci sarà un ritorno e ce la giocheremo anche il ritorno. Sì, a Cammarata siamo abbastanza seguiti e il pubblico ci spinge sempre, ma senza nessun assillo, noi ci giocheremo le nostre chance e dopo il campo dirà la verità. No, devo dire che noi all'inizio siamo partiti per fare un campionato tranquillo, dopo stiamo facendo bene, abbiamo fatto 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, siamo a un punto dalla prima e la incontriamo la prossima settimana, quindi viviamo alla giornata noi, ogni martedì ci alleniamo per preparare la partita della domenica senza nessun tipo di assillo. Devo dire che quest'anno ho giocato solo 2 volte perché sono giovane, ho 33 anni, però devo dire che se giochi ti viene difficile gestire la parte tattica e quindi preferisco guardare alla panchina. L'unico ruolo che puoi fare se vuoi fare il giocatore allenatore è quello giocando come vertice basso, perché guardi tutta la squadra da dietro e quindi questo lo puoi fare, mentre se giochi in altri ruoli è difficile che puoi interpretare la gara e cose, puoi fare qualche cambio che può rivoluzionare la gara, perché un giocatore alla fine pensa a se stesso, quindi non sono due cose compatibili. Sapevamo di incontrare una grande squadra, il Geraci sta dimostrando di essere in ottima forma, lo dice il campionato, lo dice anche la Coppa Italia, poi Gioacchino Serio non lo conosciamo adesso, secondo me è sprecato per questa categoria. Noi prendiamo di buono, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo giocato, abbiamo creato, abbiamo rischiato di fare anche gol, ci è andata male, però va bene, ci sono altri 90 minuti, siamo consapevoli delle nostre forze e faremo di tutto fino alla fine per portare a casa la qualificazione. Poi sarà
non sarà possibile, faremo un applauso al Geraci e un in bocca al lupo. Giochiamo sempre allo stesso modo, prepariamo bene le partite durante la settimana, il mister ci dà la carica per affrontare la domenica le partite con la giusta cattiveria, la giusta grinta, quindi noi non abbiamo nessun segreto, giochiamo come abbiamo sempre giocato e se oggi siamo secondi in classifica penso che sia meritato. Sì, noi affrontiamo la domenica dopo domenica, non guardiamo l'avversario, che sia un avversario forte, un avversario debole, per noi è uguale. Cercheremo di mantenere questo ritmo, naturalmente, come si dice, quando affronti squadre importanti come il Geraci devi triplicare le forze, quindi va bene così per oggi, dai. Io dico sempre ai ragazzi che fino a quando mi diverto, fino a quando ho la voglia di scendere in campo non a livello, io non guardo mai la carta d'identità, ho 39 anni, però quando arrivo in campo è come se ne avessi 20. Lo dico sempre ai ragazzi, prendete esempio, perché il calcio è bello per questo. Io il Camarat ho vissuto gli anni più belli tanti anni fa, per me è una maglia gloriosa, dove ho iniziato, e quindi la maglia del Camarat me la sento addosso, mi sento a casa, ho tantissimi amici, quindi cerco sempre di dare il massimo, non solo per me personalmente ma soprattutto anche per la squadra e per il paese.